Benvenuti, oggi è domenica 23 febbraio 2025. Il sole sorge alle 6:41 e tramonta alle 17:46. La luna si leva alle 3:35 e cala alle 12:36. Oggi si celebra San Policarpo. Il nome Policarpo affonda le sue origini nell'antica Grecia. Deriva da polis, che significa molto, e carpos, che significa frutto. Oggi 23 febbraio è la giornata della donna. Quando ci si riferisce alla giornata della donna, si pensa subito alla celebrazione dell'8 marzo. Tuttavia, la prima celebrazione della donna è avvenuta il 23 febbraio del 1909, dopo che la socialista e attivista dei diritti delle donne, Corinne Brown, pose l'attenzione sullo sfruttamento delle operaie e sulle discriminazioni sessuali, contribuendo alla nascita di un forte sentimento di rivendicazione. Per arrivare all'8 marzo bisogna poi aspettare il 1977, quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite chiese ad ogni Paese membro di stabilire una giornata per i diritti delle donne e per la pace internazionale. Emily Blunt compie 42 anni e può vantare una carriera brillante come attrice. Ha vinto un Golden Globe per Gideon's Daughter e ha recitato in film come Il diavolo veste Prada, The Young Victoria, Il pescatore di sogni e Il ritorno di Mary Poppins. Nel 2023 ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar per il film Oppenheimer, in cui ha interpretato la moglie del famoso scienziato. Annalisa Cuzzocrea spegne 51 candeline e si conferma una delle giornaliste più apprezzate in Italia. Le sue analisi sulla politica interna sono seguite da migliaia di lettori. Ha lavorato per Repubblica, dove si è fatta notare per la sua competenza e il suo stile. Nel 2021 è diventata vice direttrice della Stampa, uno dei principali quotidiani nazionali. Dakota Fanning, infine, compie 31 anni e ha già una lunga esperienza come attrice. Ha debuttato a 8 anni nel film Mi chiamo Sam, per il quale è stata candidata allo Screen Actors Guild Award. Ha continuato a recitare da bambina in film come Man on Fire e La guerra dei mondi. Ha raggiunto la fama mondiale con la saga di Twilight, in cui ha interpretato il vampiro Jane. Era il 23 febbraio 1455 quando uscì dalla stampa il primo libro del mondo occidentale, la Bibbia di Gutenberg. Era l'opera di un geniale tipografo tedesco, Johannes Gutenberg, che inventò un sistema rivoluzionario, la stampa a caratteri mobili. Prima di lui i libri erano copiati a mano dagli amanuensi ed erano rari e costosi. Con Gutenberg il libro divenne il principale strumento di diffusione della cultura e segnò la nascita dell'uomo moderno. Ma si può parlare di inquinamento domestico? Sì, infatti anche l'aria delle nostre case può essere contaminata. Prima causa fra tutte è sicuramente il benzene del fumo di sigaretta, nel caso in cui si fumasse in casa, ma anche delle pitture e delle candele profumate. Altro fattore di inquinamento è il biossido di azoto emesso dai fornelli a gas. Ci sono dei metodi con cui poter ridurre questo tipo di inquinamento, ad esempio con alcune piante domestiche che assorbono varie sostanze chimiche tossiche. Tuttavia, i depuratori per l'aria risultano sempre il metodo più efficace nel riequilibrare la scarsa qualità dell'aria. Buona domenica ai 12. Oggi la domenica si apre con una razionalissima luna in Capricorno che forse porta un po' di linearità dopo i bollori e i fuochi di un venerdì e un sabato decisamente molto acceso. Vediamo cosa accade nello zodiaco Ariete. Una certa sensazione di stanchezza, la luna ha iniziato la quadratura, quindi l'energia dei luminari cala un po'.
chiaramente vi farete qualche domanda proprio perché la luna in quadratura vi porterà a ripercorrere un po' di sequenze avvenute con il partner e analizzerete un po' la situazione. Toro, bellissima notizia per voi, la luna entra in trigono e vi dà forza, coraggio, energia, voglia di fare e stimoli, soprattutto perché oggi riuscirete a essere un po' quieti e quindi anche in famiglia vi godrete il meritato riposo. Gemelli, l'opposizione della luna è finita e anche voi oggi avete un po' voglia di divano e di coperte. Decisamente molto interessante l'aspetto planetario che si forma tra Giove e Venere. Ricomincia una certa dolcezza in amore senza l'ansia per forza del confronto. Cancro, la luna inizia l'opposizione, entrando in Capricorno si oppone al vostro segno zodiacale, il che potrà farvi riflettere un po' melanconicamente sul bel tempo che fu o sulle possibilità di un tempo. Adesso però bisogna prendere coscienza del contemporaneo e del presente, non fatevi giocare dai ricordi anche se siete il segno zodiacale più dolce e permeabile a questo tipo di frequenze. Leone, una giornata che vede spegnersi il trigono della luna e anche voi siete un po' stanchi di mondanità, ora volete semplicemente riposare e stare a casa. Ci riuscirete come? Sembra una domenica che scorre liscia e tranquilla, ma allietata comunque da un bel trigono di Venere che vi dà comunque conforto affettivo. Vergine, buone notizie per voi, la luna entra in trigono ed è soprattutto il calore della famiglia che vi aiuterà moltissimo. È una domenica che potrebbe essere nel suo pieno anche un po' più passionale, quindi se oggi siete in vena provate a invitare a uscire una persona che vi piace. Bilancia, giornata oggi in cui inizia una quadratura della luna, il che significa che forse un senso di stanchezza e di malinconia potrebbero pervadere la giornata. Oggi gli astri vi consigliano di essere poco propensi alle uscite o alle mondanità, proprio perché non avete voglia di interagire con persone di cui non vi interessano i discorsi. Scorpione, una luna amica e compatibile che riaccende la vostra comunicazione. Occhio al cellulare perché sarà una domenica in cui sarete cercati e invitati, quindi godetevi questa giornata all'insegna della leggerezza e del divertimento. Sagittario, la luna esce dai vostri gradi e si ferma più avanti, scivola in Capricorno, dandovi modo di riflettere sulle reali possibilità che avete di manovra. Siete meno confusi proprio perché la sollecitazione dell'opposizione di Giove oramai è cessata e l'agitazione emotiva che avete sentito negli ultimi 2 giorni sembra ormai un lontano ricordo. Bene, oggi è il caso di uscire all'aria aperta. Capricorno, una giornata che vede la luna entrare nei vostri gradi, vi rende morbidi, emotivi e romantici. Bene, godetevela tutta perché oggi è proprio una gran bella giornata per gli affetti e potreste comunque consolidare un rapporto nuovo o ritrovare il dialogo e la certezza nelle coppie già collaudate. Acquario, giornata oggi con una luna un po' pensierosa ma decisamente rinvigorita da una Venere che ancora vi chiede di darvi affettivamente. Sembra essere iniziata una nuova fase affettiva per voi, quindi godetela tutta e soprattutto cercate di non perdere tempo con la scusa sempre che avete qualcosa da fare e quando inizia un amore va vissuto minuto per minuto. Pesci, giornata molto importante oggi, una luna amica che vi parla di amici, che vi porta novità anche direttamente a casa, quindi non ci sarà bisogno che uscite. Il fatto è che però oggi sentirete l'affetto da tante direzioni, quelle che avete costruito nel tempo e negli anni. Era un agente di polizia che proteggeva il giudice Giovanni Falcone dalla mafia. Era Vito Schifani, nato a Palermo il 23 febbraio 1965 e morto a 27 anni nella strage di Capaci.
Schifani guidava la prima auto del convoglio che portava Falcone da Roma a Palermo, quando una bomba esplose sull'autostrada, uccidendo lui, gli altri 2 agenti, il magistrato e la moglie. Lasciò la moglie Rosaria e un figlio di 4 mesi. Per il suo coraggio ricevette la medaglia d'oro al valor civile e lo Stadio delle Palme di Palermo fu intitolato a lui. Essere un cerbero è un modo di dire che viene dalla mitologia greca. Cerbero era un cane mostruoso con 3 teste che custodiva l'ingresso del regno dei morti. Il modo di dire si trova in alcune opere famose come l'Eneide di Virgilio e la Divina Commedia di Dante, dove Cerbero appare nell'inferno. Quando si dice che qualcuno è un cerbero, si vuole dire che è una persona severa, che controlla tutto, che è troppo autoritario o si diverte a fare del male agli altri. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ci sono solo 2 giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. E quindi oggi prendete spunto da tutto ciò che vi circonda per essere felici e vivere. Ci rivediamo anche domani, come sempre, con l'Almanacco. Buona domenica e buona giornata dalla vostra Martina.